Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Iniziamo questa nuova avventura con Dredge, un'avventura tutta di pesca, eccetera, eccetera. E allora dai, non gingioniamoci tanto su queste cose. Nuova partita. Dopo provo a vedere un attimo per le musiche perché non vorrei che per motivi di copyright rompessero le scatole. Cercasi pescatore. Offerta di lavoro. Ah, comincia così la nave, tac, su un bel faro. Dragaggio delle profondità. Allora, ti sei impagliato? No, ecco, è ripartito. No. Bene, è ripartito. Oh, che bel porticino. Luce del mattino ti pervade gli occhi, cerchi di metterti seduto, ti trovi sul molo freddo e bagnato, su cui si è crollato la notte scorsa. Un uomo basso urla ordine ad alcuni operai che scendono da una barca di vicino. L'uomo si accorge di te. Benvenuto a Midoglia Maggiore. Devo ammettere che come prima impressione è stata alquanto teatrale. Vedo che hai già fatto conoscenza con gli scogli frastagliati della baia. Non hai notato il faro? Era puntato proprio verso di te. Beh, pazienza. Sono contento di vedere che il nostro nuovo pescatore si è ripreso. La tua barca era troppo danneggiata, ma ho chiesto ad alcuni abitanti di spostare le tue cose su una delle nostre vecchie imbarcazioni. Più tardi parleremo di altri dettagli in merito. Vai pure in mare a pescare un po'. Prova a riempire la stiva mentre impari di orientarti fin tanto che è giorno. Ah, credo sia superfluo dirtelo, ma assicurati di tornare entro il tramonto, prima che sopraggiunga la nebbia. Fai molta attenzione, allora non farti cogliere di sorpresa. Spostati davanti. Cerca gli, cerca gli schizzi a superficie dell'acqua, dove che premi X per iniziare la pesca. Vabbè, penso sia questo, e ora? Questo? Ah, inizia a pescare. Ah, ma come? Va bene. Abbiamo pescato questo. Ah, possiamo pescare ancora? Pesca. Ah, proprio in... Bene, peschiamo ancora. Inizia a pescare. Peschiamo ancora. Riserva scarsa.
Il tempo passa solo quando ti sposti, peschi e esegui altre azioni specifiche. Allora, andiamo avanti. È ancora giorno. Peschiamo qui. Pesca. Tanto viene su da solo. Merluzzo. Vediamo qui. Lo mettiamo così. Inizia a pescare. Vai. A manetta. Al momento qui non ci sono altri pesci. Beh, ma andiamo. Beh, guarda, c'è qui vicino, guarda. Qui. Non hai l'attrezzatura. Bene. Seleziona le luci tenendo premuto L1 per poi attivarle e disattivarle con quadrato. Ma vabbè, io direi di ritornare. Facciamo niente, le luci non hanno intenzione di andare, vabbè, non importa. Ah, e quelle si vede qualcosa. Esposizione alle nebbie ed altre cose fa aumentare il panico. Per calmare resti in prossimità di luci intense oppure dormi. Va bene. Attracca. Scendi sul molo di Midoglia Maggiore, il sindaco sta aspettando lì vicino. Ah, vedo che sei tornato tutto intero, molto bene. Prima che tu vada in città dobbiamo parlare della tua barca. Come dicevo prima, la tua vecchia barca era ridotta troppo male, impossibile da riparare. Tuttavia sono ben disposto a venderti quell'imbarcazione in sostituzione. So che magari non puoi permettertelo al momento, quindi lo considereremo un prestito. Anzi, voglio aiutarti ancora di più. Finché non avrai saldato tutto il debito, una piccola parte di quello che guadagnerai con il pesce servirà a ripagare il prestito. Una porzione degli interessi verrà usata per migliorare il villaggio. Un po' da strozzino, ma non importa. Quindi ricapitolando, dovrai vendere il pesce al mercato locale, saldare il debito e così facendo mantenere la popolazione felice e con la pancia piena. Tutto chiaro? Forza, ora va, vendi quel pesce finché è ancora fresco. Simpaticone. Entri in una squallida baracca dalla parte esterna del mercato. L'aria è impregnata del familiare odore del pesce, posso immaginare. Le mosche svolazzano attorno a un uomo dall'aspetto triste dietro il bancone. Quindi tu sei il nuovo pescatore? Mi stupisce che abbiano trovato un altro così in fretta. Cos'è successo quello di prima? Beh, diciamo che vivere da queste parti non è da tutti. È una vita dura. Passiamo invece agli affari. Ti comprerò tutto il pesce che mi porti. Gli esemplari più grandi e più freschi ti porteranno più soldi. Anche alcune specie valgono di più. Ai villaggi delle altre isole potrebbero pagarti diversamente, ma finché hai un debito da pagare, finché qui hai un debito da pagare, ti consiglio di concentrarti su quello. Bene, vediamo che cosa hai. Beh, vendiamo tutto, risolto il problema.
Magazzino, niente. Non abbiamo altro. Trovi il sindaco davanti al negozio del pescivendolo. Ottimo il lavoro, sono certo che sarai utilissimo al nostro villaggio. Guarda, ho trovato questo al porto, sicuro che uno come te saprà farne buon uso. Tieni, prendilo su. Componente per la ricerca. Ah, un'ultima cosa. La nostra maestra Dasha ha detto che potrebbe fare alcune modifiche sulla tua barca. Ti suggerisco di farle visita. Andiamo dalla maestra allora. Ehi là! Entrando nel deposito noti la maestra Dasha intenta a riparare uno scafo danneggiato. La donna ti guarda per un attimo e poi si rimette a lavorare. Tu devi essere un nuovo pescatore, posso migliorare la tua imbarcazione nel mio cantiere. Ma sia chiaro, non faccio carità a nessuno, pagamento anticipato e ogni modifica richiede tempo per essere installata, come è giusto. Inoltre se la barca subisce danni per via degli scogli o di qualsiasi altra cosa, io posso ripararla, per lo più. La donna scrolla le spalle e gesticola in direzione dello scafo che sta cercando di riparare. Noti varie tavole di legno scheggiate e graffiate, tutte al di sopra della linea di galleggiamento. Guardati intorno, mi ricorda, più grande l'attrezzatura, più il tempo ci vuole per installarla. Quindi pianifica in anticipo. Questo è cosa? Ah, devo acquistarlo. 150 dollari. Questa qua costa 75. Superficiale. Questo invece è cos'è? Ah, costiero. Allora facciamo una roba di sto genere. Prendiamo questa. No, guardavo. No. Ah, 180, 180, 100 e 100 era giusto? Sì. Ah, qua c'è reti a strascico. Maestra lascia motori più 10 kW. Più 10 kW. 10 kW. Va bene, va bene. Allora io direi di fare ricerca, cosa c'è? Ah, velocità di pesca 50. I mulinelli con assistenza meccanica permettono di pescare specie molto più grandi. Ma noi ne abbiamo di questa roba qua, non ho capito. Ah sì, ne avevamo uno. Va bene. Basta così lo. Debito residuo, ecco là, 34 dollari. Allora io direi di fare una bella ronfata e molla gli ormeggi. Allora io direi di andare a ripescare, visto che c'era quello là che non potevamo farlo prima. Allora io direi di andare qui, esatto, che è il costiero in teoria. Questo pesca. Come non hai l'attrezzatura?
cabina, enciclopedia. Ah, oh, ne abbiamo qui ancora. Ma scusa un attimo, vabbè, non importa. Ne guardiamo dopo. Intanto peschiamo in modo da ridurre. Qua possiamo fare qualcosa? Riserva costiero. Boh, inizia a pescare. Beh, non è proprio il massimo, però vabbè. Credo che quello là sia un pesce raro, probabilmente. Esaurito. Solo quello esaurito? Beh, è mezzogiorno, dai, possiamo ancora fare qualcosina in effetti. Pesca. Mm. Direi mettiamo come quello di prima qui. Molto. Un altro? Bene. Beh, ce ne sta un altro volendo. Giusto? Ah, ecco. Beh, direi basta. Qui cosa c'è da pescare? Sono le 5 di sera. Qui cosa abbiamo? Beh, ce ne stanno un paio. Basta. Bene, è stata una giornata. Non va un po' di più? Evidentemente no. E domani vengo a pescare lì, tranquilli. Ma cos'è quella roba là? Va bene, non importa. Comunque siamo arrivati al porto. Al porto. Allora andiamo dal pescivendolo. Un cliente ha effettuato un ordine speciale. Se riuscirai a portarlo a termine ti pagherò più del solito. Parlami. Ha richiesto una pretesa del golfo e un'anguilla grigia. Portamele quando le avrai pescate. Va bene. Dovrai utilizzare una canna adatta ai pesci che vivono in acque poco profonde per farle abboccare. La maestra Dash dovrebbe riuscire a procurartene una. Va bene. Hai visto quella strana luce rosa? Di notte sembra provenire da ovest. Ah, posso vendere direttamente tutti i pesci. No, vabbè, ma... Spero che i gabbiani non ti abbiano rubato il pescato, maledetti pennuti. Allora, io direi... Allora, qua c'è cabina. Attività. Allora, una platescia e un'anguilla. Mi sembra una canna in grado di pescare in acque poco profonde. Sì, ma il mio magazzino... Ma non avevo... Scusa un attimo. No, allora andiamo un attimo dalla maestra Dacia.
Superficiale. Superficiale. No, mi sa per acque poco profonde. Potrebbe essere superficiale allora. Ma cosa cambia da... Velocità di pesca 40%. Ah, questa qui è... ma costa anche... Installa. Forse è per quello. Invece... Questo è per... Non si sa. Ah beh, 400. No, no, no. Costa troppo. Allora abbiamo questo che è superficiale e questa che è costiero. Beh, R2 modalità ripara i danni, ma non ho danni, quindi allora io direi di fare un'altra piccola ronfatina che riposa fino all'alba. Dalle scale che portano al faro ti si avvicina una donna ingobbita. Si ferma a una certa distanza e ti guarda con visibile preoccupazione. Perché sei qui? Qui sono qui per pescare. Per quelli come te qui non c'è più nulla. Fatti un favore e passa altrove. La donna si volta e torna lentamente verso il faro. Sindaco. Proprio la persona che speravo di vedere. Stai andando a est, verso Midoglia Minore? Ti dispiacerebbe consegnare questo pacco al scaricatore che è lì? Il secondo ti porge un piccolo pacco umido e gocciolante legato con una stringa. Lo scaricatore ti pagherà la consegna. Ti prego di fare in fretta, non vorrei che si rovinasse. Se ti perdi li controlli consultare la bussola e la mappa. Allora, cabina. Consegna il pacco a Midoglia Minore, che deve essere quel porto che ho visto prima. Dopo abbiamo la mappa. Ah, e ne abbiamo qua da visitare, guardate. Siamo solo qui. Questo deve essere Midoglia Minore, presumo. Allora, molla gli ormeggi. Penso che sia quello là dritto, immagino. Diceva a est, infatti. Visto che è presto ancora. No, peschiamo un'altra volta. Il pesce più fresco è prima ripaghiamo il debito. Cosa? Una consegna? Vediamo un po'. Attiva come... Ah, beh. L'uomo fa un piccolo foro nella carta e sbircia all'interno. Non ne hai la certezza, ma ti sembra che ti stia cercando di non farti vedere il contenuto. Sì, è bello fresco, andrà bene. Immagino di doverti pagare. $25, va bene. Lo scrittore ti consegna del denaro. Qualche settimana fa ho ricevuto questo vecchio libro, ma io non ci capisco molto. Sicuramente sarà più utile a te. Pesca sostenibile. Va bene. Dalla tasca posteriore tira fuori un libro stropicciato con diverse pagine piegate. Tienilo nella cabina, potresti leggerlo mentre sei in mare. Passa qui quando vuoi per fare due chiacchiere, so quanto ci si può sentire soli in questo mestiere. Commerciante?
Entri in un negozio molto illuminato, pieno di oggetti d'epoca, gioielli e altri ninnoli. Un uomo anziano ti scruta da dietro i suoi occhiali argentati. Salve, ma tu sei? No, non credo di averti mai visto. Perdonami, i miei occhi non sono più quelli di un tempo. Posso capirlo. Oggetto d'epoca e gioielli sono la mia specialità. Acquisterò qualsiasi singolare chincaglieria che tu sia disposto a vendermi. Hai mica qualcosa di interessante oggi? Direi proprio di no. No. Il mio magazzino. Va bene. Allora, io direi... Beh, sono un... Ricerca. Ah, non possiamo fare niente. Allora, molla gli ormeggi. Molto bene. Allora, e andiamo a pesca. Andiamo qui. Vediamo cosa troviamo di bello. Pesca. Ma è enorme, c'è. Penso che... No. Cioè, 3 pesci, abbiamo buttato via tutto. E qui invece cosa c'è? Non hai l'attrezzatura. Niente. Faremo più avanti. Dice qualcos'altro? Pesca, poi qui abbiamo. Sì, dai, qualcosina. No. Qua. Hai... Un altro possiamo pescarne, basta. Sì, basta. Niente. Va bene. Niente, andiamo. Ritorniamo alla base. Allora, pescivendolo. Alcuni pesci preferiscono acque più profonde, mentre altri restano nelle secche. Se cerchi un pesce particolare, è importante sapere quale profondità trovarlo. Il sindaco cammina verso di te con passo spedito, sembra di ottimo umore, ha un'andatura allegra. Ottime notizie, grazie anche ai tuoi sforzi Midorilla Maggiore sta crescendo. Tra non molto il nostro bel villaggio sarà pieno di turisti. Bene. Ho dato alla maestra Dasha il permesso di espandere le sue strutture. Il vecchio bacino di carenaggio è di nuovo aperto. Anche se ho anche stanziato dei fondi per migliorare i servizi del pescivendolo. Presto potrebbe avere qualcosa da dirti. Bene. Continua così, siamo lieti che tu abbia scelto di stare qui con noi. Questo è il bacino di carenaggio, qui possiamo apportare importanti miglioramenti alla tua barca. Parliamo di spazio aggiuntivo, più punti a gancio per attrezzature e perfino scafi migliori. Bene. Per questi progetti ci servirà una discreta scorta di materiali di costruzione come legname, ferraglia e cose del genere. Lungo la costa ci sono molti materiali in buono stato, per esempio sui vari relitti troverai sicuramente un modo per recuperarli.
I materiali segnati in miglioramenti verranno conservati, quindi non preoccuparti se hai solo metà di quello che ti serve. Ah, ma ne abbiamo qui, c'è. Va bene, allora qua ci servono una vite, un legno e qualcos'altro che non si capisce. Mostra dettagli, eccoli qua. Ah, ma non si sa che roba sia. Va bene. Beh, sono le 5. Allora io direi di fare riposino. Dormiamo fino all'alba. Bene. Allora vediamo un attimo, neanche a pensare. Cabina. Enciclopedia. Allora sgombro australe, merluzzo. Quella sembrerebbe essere una piovra e si trova nell'arcipelago di Midolla. Ah, ci sono anche tutte le aberrazioni. Scusate la mia ignoranza, ma dovete spiegarmi cosa sono le aberrazioni, non ne ho la minima idea. Non pescato, beh comunque, la razza. Quella sembra una specie di tonno, può essere un pesce spada. No, un tonno, un pesce spada, con quel coso lungo là. Aberrazioni. Va bene. Sì, eccolo qua. In lettura. Fai passare il tempo e leggerlo, va bene. Sono le... molla gli ormeggi. Allora, beh, peschiamo ancora qui. Pesca. Ah, già esaurita. Bene. Va bene. Nuovo questo, mai visto. Beh, posso girarlo come vuoi, è quadrato. Però io vorrei capire se questo... No, non mi lascia. No. No, aspetta, ho sbagliato. Inizia a pescare. Ma non me ne... Ce ne sta un... Oh sì, aspetta un attimo. Lo metto qua così. Questo lo mettiamo così. Questo lo mettiamo qua. Ce ne stanno altri due volendo. Bene. Facciamo un'altra pescatina veloce. Vediamo qui. Sì, beh, dopo ragazzi sicuramente quei potenziamenti si andrà un po' più veloce. Beh. Sì, ma... basta. Va bene. Allora, ritorniamo al nostro bel porto. Voglio vedere. Al 30... Ah, lo leggiamo finché andiamo avanti. Molto bene.
Allora, intanto andiamo dal pescivendolo. Sì. Lascia pure qui quello che hai, però tutto in ghiaccio finché la spedizione non sarà pronta. Allora, penso sia questo. Bene. Fatto. Va bene, torno passo a fare più consueti. Sul Reddit ho trovato un libro, potrebbe esserti utile. Il pescivendolo fuori al bancone ti porge un libro umido e malconcio, sulla copertina sono rimaste attaccate delle scaglie luccicanti. Vabbè, ma beh, intanto vendiamo cabina. Ah, mulinelli, beh, intanto facciamo questo. Allora io direi, aspetta, mi segna cabina. Ah, enciclopedia. Ma no. Esotico? No. Arcipelago di Midolla. Cosa abbiamo pescato? Ah, questo qui. La piattessa del golfo. Allora... Il sindaco ha qualcos'altro? Ah. Che posso fare per te? Informazioni su questa zona. Certamente c'è qualche posto in particolare su cui vorresti saperne di più? Scogliare burrascose. Beh, laggiù si fa scalo principalmente è a Ingfell e proprio sulla rotta puoi scegliere, non puoi sbagliarti. È un villaggio di balenieri, ma ultimamente non c'è molta attività, credo che in un modo o nell'altro molti abitanti se ne siano andati. C'è un altro posto dove vorresti sapere? Per il momento è tutto. Meglio che torni a pescare. Allora, intanto, allora io ragazzi mi fermo qui. Come sempre vi ringrazio per la visualizzazione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere. Grazie ancora per la visualizzazione. A presto da Joker Gaming.